È tutto pronto per l'inizio di questo match. Gara importantissima per entrambe le formazioni. Il Villabate vuole portare a casa il primo punto della stagione, mentre il Camarat vuole dimenticare la sconfitta immeritata ottenuta domenica scorsa contro il Valderice fuori casa per 3-2, mentre il Villabate domenica scorsa ha perso 6-0 contro la capolista Due Torri. Ecco Volpe, siamo giunti al minuto 12 del primo tempo, 0-0 tra Camarat e Villabate. Privitera la conclusione, la bella parata di Giustiniani sul bolide di Privitera. Ancora Camarat, attenzione Alzarello, la conclusione sul fondo. Fischia Brancato, parte Privitera sul primo palo, Portella di testa, rete! Ha segnato il Camarat con Carmelo Portella. Il vantaggio dei biancoazzurri con il capitano ancora in gol, il centravanti di Ioppolo Giancaxio. Poi Canzoneri perde il pallone, attenzione al Villabate con Volpe, servito Mazzeo, la sua conclusione deviata e la palla fa la barba al palo. Fischia Brancato, parte Privitera, la conclusione sul fondo. La palla filtra, non c'è fallo, attenzione Licastri, 4 del Camarat, 3 del Villabate, attenzione Licastri, servito Calogero Bonito, cross per Portella, la palla è troppo lunga, ancora chance per Azzarello, pallone per Canzoneri da posizione favorevole, poi Privitera, la conclusione rasoterra, Giustiniani in due tempi, para il pallone. Parte il difensore del Camarat, attenzione Portella indietro per Canzoneri, la botta, rete! 2-0 Camarat, ha segnato Canzoneri. Un'azione bellissima per il 2-0 del Camarat contro il Villabate. E si mette tutta in discesa la gara per la squadra di Renato Maggio. Il raddoppio di Canzoneri al 24esimo. Brancato, parte Volpe, la sua conclusione sul fondo. Sul pallone Privitera, attenzione, il suo cross sul primo palo, di testa Canzoneri, palla sul fondo. Sul pallone Giuseppe Giaconia e Volpe. Volpe finta la conclusione, poi perde l'attimo fuggente, allora riparte il Camarat, attenzione, 3 contro 2. Non c'è fuorigioco, Licastri, attenzione Licastri, a tu per tu Licastri, la parata di Giustiniani che evita il 3-0. Il cross di D'Ambra per Bonito, allontana Gaiano e finisce qui il primo tempo, 2-0 per il Camarat, le reti di Portella e Canzoneri, un vantaggio strameritato per la squadra biancoazzurra. Parte Messina sul secondo palo e un tiro in porta, Centineo. Giustiniani anzi riesce a parare bene, poi sbaglia il rilancio, la porta è vuota, Privitera, attenzione, Giustiniani, Papera, la palla sul fondo. Avanza Bonito, il cross per Portella di testa sul fondo, altra palla gol per il Camarat che sta dominando la partita. Giuseppe Giaconia punta l'avversario, entra in aria, Giaconia, attenzione Giaconia, la conclusione sul fondo, palla gol per il Villabate per riaprire la partita con Giuseppe Giaconia, conclusione sul fondo. Ancora l'attacco del Villabate, attenzione, di testa il numero 8 Centorbi sul fondo, palla gol per il Villabate. Fischia Brancato, parte Privitera sul primo palo, la palla è lì sul fondo. Si ferma poi Licastri, pallone per Portella, stop di petto, la conclusione, palo di Portella, ma l'ottima parata di Giustiniani che ha tolto veramente il pallone dalla rete con la punta delle dita. Rimessa dal fondo per Canfarotta e fischia adesso Brancato. Camarat batte Villabate 2-0, Camarat che sale a quota 13 in classifica e rafforza la posizione playoff. Villabate che è ancora ultimo con 0 punti
in classifica. I gol entrambi nel primo tempo di Portella di testa e di Canzoneri con un bel tiro al volo di destro. Camarat batte Villabate 2-0.